talento a quello là. Vuoi vedere che alla fine ce la fa? Come anch'io da ragazzino che ho seguito il mio destino e 3000 la mia voce è ancora qua. 1000 voci Suonano potenti come 1000 baci. Quando senti dentro quella voglia che non muore mai, che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. 1000 voci, Mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. 1000 voci. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con 1000 voci. Siamo arrivati alla 19ª edizione. Un'edizione ricca di amici, di ospiti, ricca di cantanti, di artisti che vogliono promuovere la loro musica. E vi ricordo che tutte le esibizioni degli artisti qui a 1000 voci le potete trovare sul canale YouTube di 1000 voci. Troverete tutte le puntate, anche delle scorse edizioni e di questa edizione. Quindi seguiteci anche sul canale YouTube. Iniziamo questa puntata con dei graditissimi ospiti, amici di 1000 voci, il coro gospel Seven Hills. Ciao Daphne, grazie. Ciao a tutti. Eccoci di nuovo qui. Eccoci qui, ci fa veramente tanto piacere, ben trovati a tutti quanti. Grazie, sempre un piacere. Un bell'inizio di puntata con un brano molto conosciuto, anche chi è che non è avvezzo al gospel, questo brano l'avrà almeno sentito una volta. Sicuramente, perché tra l'altro la curiosità è che in molte chiese ancora si esegue, poi la particolarità è il titolo. Kumbaya, lo posso dire, no? Kumbaya. Kumbaya, che uno dice ma che cos'è, una parola africana? No, in realtà è una storpiatura dell'inglese, perché all'inizio ovviamente gli schiavi l'inglese non lo conoscevano, quindi sentivano cantare i battisti un inno inglese, Come by here, e quel Come by here storpiato diventava un Kumbaya. È arrivato ai nostri giorni. È arrivato a noi Kumbaya, così. esattamente così. Cantiamo insieme ai Seven Hills Kumbaya. Grazie. Somebody's crying,
voci, i Seven Hills. Grazie di essere stati con noi anche in questa puntata. Ho bisogno di un momentino di pausa, quindi linea al turco. Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. Bentornati. Siamo tornati qui in studio e abbiamo un gradito ritorno in questa edizione di 1000 voci. Lo avete già visto qui con noi nella scorsa edizione e anche oggi è tornato a trovarci. Lui in realtà più che dire il suo nome, perché non si fa riconoscere tanto per il nome, ma è molto riconoscibile per quello che fa. Io vi dico come si chiama, ma poi quando lo sentirete capirete di che cosa sto parlando. Avio Focolari! Ciao Daphne, il fischiatore. Il fischiatore, il fischio nazionale. Ora io dico Avio Focolari, che molti ti conoscono perché fai teatro, insegni, scrivi canzoni, scrivi commedie, insomma, quindi hai una grande dote in tanti ambiti artistici. Però Avio, che ti devo dire, fischio, è la croce che ti segue, che ti ha anche reso famoso, è il tuo fischio. Assolutamente. Come fischia lui? Nessuno, per cui adesso io anche l'altra volta ho cercato di capire come si possa fare, tutti che siete qui, lui ci ha provato anche a spiegarmelo, si tira la bocca da una parte, la lingua... Ok, quindi la bocca va da una parte, la lingua va dall'altra, io riesco solo a sputare nel fare tutto ciò, mentre lui invece dovete sentire che cosa è capace di fare. Bene. Avio Focolari. L'ouverture della Gazzaladra. È un pezzo molto difficile, però io lo fischio. Un pezzettino perché dura 15 minuti, quindi lo faccio diventare un pezzo di pochi minuti. Fantastico! L'ho detto, sei pazzesco, veramente. È dura questa. Questa è difficile anche, Mamma perché poi mia. non prendi mai fiato. Io No. veramente non so come fai. Però
respiro a malapena. A malapena. Mi fai un pezzettino di una colonna sonora famosa? Tu fai un po' di tutto, Sì, quindi... certo, il cereberrimo per un pugno di il tuo dollari. fischio, dai. Come no? Rimani qua. Mi fai impazzire. Io cercavo il trucco, mi fisso, poi gli fisso la bocca perché mi fisso a guardare per cercare di capire come faccia, niente da fare. Bene, grazie per essere stato con noi anche in questa edizione di Mille Voci. Avio Focolari. Grazie. Linea a tutti. Turco. Bentornati! E dopo aver ospitato un gradito ritorno qui a Mille Voci con Avio Focolari, anche gli artisti che vi sto per presentare sono già stati ospiti nella scorsa edizione di Mille Voci e si presentano quest'anno ma con una piccola modifica che adesso vedremo. Loro sono i Panama! Buonasera. E dovrei presentarli adesso dicendo i Panama e Núñez. Noi siamo i Panama Quindi e lui. loro sono i Panama, Lorenzo e Marcello, e i Núñez. Jenny Núñez, salve. Il nuovo ingresso in questa formazione. Abbiamo formato questo trio per l'occasione, per portare avanti un discorso tra due voci diverse, che è una voce un po' più, come dire, più ricca di scura, già si sente dal timbro. molto vicina Grazie, a un Fred grazie. buon gusto, diciamo, e l'altra un po' più chiara. E quindi Marcello. abbiamo creato questo stasera connubio. un brano napoletano, riprendiamo un brano Voi venite proprio da Napoli, quindi ci va sta di fare una presentare- bella canzone napoletana. Esatto, sempre... ci lasciamo l'estate alle spalle, quindi insomma dedicandolo al mare, Maruzzella. I Panama e Núñez in Maruzzella. Chi sente e chi mo canta presso me, per tramente sa faccia luna per vedere, per tutta sta marina, da proscia, da rosina, se dice guarda là, una femmina che fa
Maruzzella, Maruzzella, te miseri dall'occhio mare e me mi s'ambietta a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onne quando cielo è scuro. Prima mi dice sì, però rosa mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Chi mi aiuta se tu non vieni a mi aiutare? Mi è venuta una voglia ardente di passare, è piena di noi belli e dammi sta bocchetta che per m'avvelenare e zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, te miseri dall'occhio mare e me mi s'ambietta a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onne quando cielo è scuro. Prima mi dice sì, però rosa mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella, prima mi dice sì, però rosa mi fai morire. Maruzzella, Maruzzella, Tu ci fai morire, Maruzzella. A 1000 voci i Panama e Núñez, grazie. Linea al turco. Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. E andiamo avanti con un gradito ospite di questa edizione di 1000 voci, costante presenza, Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Ciao, ben trovato anche in questa puntata di 1000 voci. Domenico canta le canzoni della musica leggera italiana. Che cosa ascoltiamo in questa puntata? Allora, una bellissima canzone di Eros Ramazzotti. Che è spesso nel tuo repertorio, Sì, l'abbiamo sì, già sentito infatti, sì. anche in altre occasioni. Questa canzone è? Si chiama Sta passando novembre. Sta passando novembre. Domenico Bartolomeo. Grazie. E per te questo bacio nel vento te lo manderò lì con almeno altri 100. E per te forse non sarà molto, la tua storia lo so, meritava più ascolto. E magari chissà se io avessi saputo t'avrei dato un aiuto. Ma che importa oramai, ora che puoi prendere per la
coda una cometa e girando per l'universo te ne vai. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli qui. E per te questo fiore che ho scelto te lo lascerò lì, sotto un cielo coperto, mentre guardo lassù. Sta passando novembre e tu hai 20 anni per sempre. Ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per l'universo te ne vai. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. No, 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 non trovavi mai. Puoi raggiungere forse adesso la tua meta, quel mondo diverso che non trovavi mai. Solo che non doveva andar così, solo che tutti ora siamo un po' più soli, tutti ora siamo un po' più soli qui. E per te, e per te. Grazie, grazie, grazie. Domenico Bartolomeo, sta passando novembre. Ci vediamo nelle prossime puntate di Mille Voci. Grazie. La prossima ospite ha partecipato a Mille Voci che praticamente era minorenne, quindi stiamo parlando del 2018-2019, poi ha duettato con me in un Daphne & Friends. Adesso arriva direttamente dal dietro le quinte perché quest'anno è stata reclutata come segretaria di produzione, ma le vogliamo dare questo spazio. Il turco ha insistito per questo. Lei sta studiando canto, frequenta l'Accademia Internazionale di Musical. Esther D'Annunzio. Ciao a tutti. Un gradito ritorno a Mille Voci, per chi non lo sapesse, è figlia d'arte, cioè è figlia a me. Esther, ci canti? Sono solo parole. Sono solo parole. Esther D'Annunzio. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori da una stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felice di una vita che non è come voi.
lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo il motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti, distanti tra noi, ma le sento un po' mie, le paure che hai. Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora, sono solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. Sono solo parole. Grazie. Brava amore. Ester D'Annunzio, grazie. E adesso devo dimostrare che c'è dell'arte anche nella mamma, no? Quindi se ho detto che è figlia d'arte, adesso a chi tocca? Alla mamma. E la mamma vi fa ascoltare un omaggio alla città eterna e vi consiglio ogni tanto, guardatelo perché il turco ve lo farà vedere, c'è un video bellissimo che Gianni ha fatto con delle bellissime immagini di Roma proprio per accompagnare le vacanze romane. Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigione tu, prigioniera io. Roma, antica città, ora vecchia realtà. Non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento
trovare. Grazie. Adesso però me lo devo ricordare io a chi tocca. Fammi guardare intorno. Se non sbaglio, è la volta di Franco Tortora. Buonasera. Mi sono un attimo emozionata cantando, quindi ho perso la scaletta. Ho detto, Dio, adesso a chi tocca? Fammi guardare intorno. Ti ho visto L'hai proprio trovata lì. subito, Ti ho quindi, trovato la scaletta. subito. Franco Tortora, gradito ospite di questa edizione di Mille Voci. Lui è già stato a Mille Voci negli anni passati. sì, Io sì, ho esatto. avuto invece il piacere di conoscerlo in questa edizione. Una bellissima Piacere, è stato voce. mio. Cosa ci canti in questa puntata? Ma in questa puntata vorrei farvi ascoltare il mio inedito, che è sulle piattaforme, quindi lo stiamo promuovendo, e si intitola Adios, Adios. Franco. Adios. Adios, Franco Tortora. Questa volta no, 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 non ci soffro più, no, no, dei tuoi pentimenti, non so più che farmene, le parole magiche sono adesso inutili, forse è meglio che vai via, qui cambia tutto, cambia la vita mia. Adios, adios, abbiamo passato il limite. Adios, 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 è tempo di non soffrire ancora di più. Troppe lacrime perse, troppe storie diverse, troppe notti a non dormire mai. Tu tornavi al mattino con un sorriso strano, ti perdono ma non ti amo. Adios. Questa volta no, 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 non ci sono più, no, no. Se tu resti vado via, la mia vita non è più la tua. Adios, adios, abbiamo passato il limite. Adios, adios, è tempo di non soffrire ancora di più. Troppe lacrime perse, troppe storie diverse, troppe notti a non dormire mai. Tu tornavi al mattino con un sorriso strano, ti perdono ma non ti amo. Adios, adios, abbiamo passato il limite. Adios, adios, è tempo di non soffrire ancora di più. Troppe lacrime perse, troppe storie diverse, troppe notti a non dormire mai. Tu tornavi al mattino con un sorriso strano, ti perdono ma non ti amo. Tu tornavi al mattino con un sorriso strano, ti perdono
Grazie. Adios, adios, Franco Tortora, ti perdono ma non ti amo. Esatto. Veramente, veramente interessante il testo di questa canzone. Avremo modo di incontrarci in altre puntate nel corso di questa edizione. Con molto piacere. Franco Tortora! Ciao, grazie. buonasera. Mi guarda con una faccia seria, proprio entra nel personaggio lui, no? Cioè sta serio, mi fissa, perché lo sa che tocca a lui. Tocca a lui che praticamente è nato con 1000 voci, quindi quando io dico questo sapete che sto parlando di Daniele Sinasce! Serio, Serio? Per favore, compito. Anche perché canti una canzone veramente impegnativa. Sì. Smettila. Daniele 19 Sinasce, anni 19 anni che di mi 1000 voci, ma dove vai? Lui, infatti, ha fatto una bellissima carriera, anche insomma, grazie... 1000 voci ne ha fatti di talenti. Ne ha fatti di talenti, bisogna fare una lunga lista. E tu sei uno di quelli. E io continuo a guardare le tue giacche con una sorta di invidia, cuore mio. Sì, queste sono le giacche 2023, no? 2023-2024. Questa è una primizia. È vero, perché non l'avevo mai vista. Questa è proprio una primizia. Quindi devo dire complimenti. Adesso vediamo, fai un outlet delle tue giacche poi, quelle che non metti più me le passi. Ma tu lo sai che c'ho un piccolo capannone? Daniele, siccome devo fare una brutta figura, ma presti. Al turco, beh, sì, con ci questa vorrei proprio vedere. Ti fai notare. Sicuramente non passeresti inosservato. Insomma, Daniele, chiedevano, ma c'è il modello anche da maschio? Sì, c'è anche da maschio, però non ve la consiglio. Ma che vi è preso in regia oggi? Ma sarà l'ultima puntata, ormai sono effervescenti. No, ancora ce ne vuole. Quindi... Scusa Daria, ma hai litigato col barbiere, col parrucchiere? Oddio mio, ma... Niente, proprio per la lunghezza? Sì, stai benissimo Daniele, non gli dà retta. Sono tremendi, Angelo, oggi ci stanno massacrando. Oggi ci stanno massacrando, va bene. E siamo solo a metà di queste... Aspetta, mo ricominci. Eccolo. Invece da chiacchierare tanto, perché non canti? Ecco. Bene, questo era l'intento. Bene. Sentiamo la canzone di oggi, che è un classico del repertorio del nostro Renato Zero. Cercami, Daniele Sinasce. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, com'è finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre.
fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, resterò una riserva, questo no. Dopodiché quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami, cercami. Non smettere. Grazie. Come potevo io? Daniele si nasce. Daniele, Eccolo, quasi quasi ti manda tale quale show. è vero. Può essere che lo vinci. Sì, Può infatti. essere che lo vinci. Ah, Può no. essere, può Mi dicono essere. che l'hai già vinto 2 Ah, volte. pensavo fosse un veggente. No, Ma no. quante volte voi vinci? Devi andare a Sanremo, dai. Ecco, questa manca- potrebbe questa essere manca un'idea. dal mio palmarès. Questa potrebbe essere Ci un'idea. andiamo insieme. Anche perché Daniele è anche autore di canzoni, no? Se Sue, vai a né? Sanremo ti faccio il coro. Certo, Questa mi no, pa- ma se va a Sanremo tutti andiamo a Beh, Sanremo sì. insieme a Daniele, è il Prendiamo un minimo. pullman. Daniele si nasce a Grazie, 1000 voci, grazie, grazie. Grazie, grazie. Oggi qui si respira tutta un'aria di festa, quindi non possiamo che non continuare con quest'aria di festa insieme a Riccardo Antonelli. Ciao Daphne. Riccardo Antonelli, ospite fisso di questa 19ª edizione di 1000 Voci, abbiamo condiviso anche... Scusa Daphne, Sì? ma questo è un programma canoro. Sì? È Riccardo che ci fa qua. No, no, questo non lo puoi dire perché voglio dire, Riccardo è l'erede di Claudio Villa, canta... Ma l'ho creato io! Appunto, lo puoi dire forte, Ecco, l'hai quindi- creato tu, Capisci, perché hai i primi passi nel mondo della televisione, è vero che tu li hai mossi Assolutamente sì, insieme a Gianni assolutamente Turco e noi ci siamo conosciuti infatti grazie a lui. E sono state fatte in questi anni tante belle cose, abbiamo sentito tante belle canzoni. Ora, giusto perché il Turco oggi è di buon umore, che Sì. cosa canti? Beh, una canzone a lui molto cara, Appunto. naturalmente, della sua Napoli, O Sole Mio. Beh, non la canta solo Riccardo, mi raccomando, qui la cantiamo tutti insieme, sia in studio che da casa, e sono sicura che questa volta cantano anche dalla regia. Riccardo Grazie. Antonelli, il nostro sole, il sole di 1000 Voci, grazie! Grazie, Io pure però adesso voglio cantare una di quelle canzoni che ci sono tutte queste note così alte, Turco. Dai, fammi chiudere questa puntata, perché se no, voglio dire, dopo Riccardo, su, fammi fare una di quelle canzoni. Decidi tu, Senti, che stai a dire? Turco. Il turco ti autorizza. Il Turco autorizza Ma che cosa? a cantare una di quelle canzoni belle, dove c'è, Una dove io... volta. Nata volta, sì, nata volta, Turco. Ma l'hai Qui... già cantata? Ho capito, non ne posso fare un'altra? Che ti manca spazio? Beh, non lo so, però se c'è, siamo in Che orario. vorresti cantare?
una cosa di quelle, hai capito? Di quelle proprio, quelle che tiro fuori la voce. Vabbè, dai, su, vediamo che esce fuori. Bravissimo. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via, per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che è in me, questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano e lo sai. Io ti amo. E mi sono sfogata e abbiamo chiuso così questo nuovo appuntamento con Mille Voci, quindi invito tutti coloro che si sono esibiti a venire qui vicino a me, i Panama, i Seven Hills, Franco Tortora, Domenico Bartolomeo, Daniele Sinasce, Riccardo Antonelli, Ester D'Annunzio. Venite tutti qui. Chiudiamo insieme con la famosissima sigla di Mille Voci. Turco, sigla! Voci suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai.
grazie, ciao!